Buongiorno followers, durante la quarantena, in mezzo a tante tristi notizie, ho letto questa. Una nonna di 104 anni vince il coronavirus a Biella. E questa nonna è di origini venete, nata a Roncade in provincia di Treviso e ha il Veneto nel cuore, benché si sia trasferita in Piemonte in cerca di fortuna tanti anni fa. Allora mi sono ripromesso che finita l'emergenza e aperti i confini regionali, sarei andato a trovarla, portando i saluti di tutti. Oh, che bel castello! Sono qui davanti al castello di Roncade, pronto per partire per Biella. Allora io metto autostrada e benzina e il pensierino lo mette il sindaco. Rondello. Buongiorno, sono qui col sindaco Piranno Zottarelli. Ciao Nicola, un vero piacere. Ecco, so che mi ha preparato il cestino. Certo, per la nonna Ada e tutte le sue amiche. Grazie mille. Con i migliori auguri di tanta salute da parte di tutta la comunità, che è veramente felice non solo dell'importante traguardo raggiunto, ma anche del fatto che abbia superato il Covid-19. Evviva festa Evviva! grande, festa grande. Evviva. Brescia, ma siamo in Lombardia finalmente! Sono tornato! Sei bellissima Lombardia, ancora più bella di prima! Ci fermiamo all'autogrill che ci sono tutte le cose belle! La scimmia macaco! Ciupa ciupa gigante! Popcorn formato famiglia numerosa! Cioccolatini delle località turistiche! Cosa hai comprato? Non ho comprato niente! Si guarda, in autogrill non si compra! Sono arrivato a Lessona in provincia di Biella! Sede di Enoteca regionale Festa Grande! Sta arrivando, sono emozionatissimo. Ovviamente qui fuori così siamo in sicurezza. Guarda, il Roncade, che bello, che bello. Lo riconosce? Il castello di Roncade, comune di Roncade. Senza occhiali. Tutta la comunità roncadese che la ricorda con affetto. Il sindaco, vedi? Suo figlio mi ha detto che lei pattinava sul fiume. Sì. Non ci credeva. Ho un video di due nonni che confermano, dicono che è vero. Mi trovo a Valio di Roncade con Massimo e Maria che mi confermano, è vero? È vero. Si pattinava sul fiume. Sul ghiacciato, sì. Sì, ghiacciato, quel fiume ghiacciato. Sì. L'ha fatto anche lei? L'ho fatto, sì. E anche lei? È vero, è vero, è vero. Sciate lunghi, che bello. Contenta di avervi visto, i miei paesani. Non parlo più né veneto né italiano. Sono un miscuglio. Un missiot. Ecco, un misciotto. Ricambi i saluti del sindaco. Questo era il fiume, questo è il Valio, dove pattinava la signora Ada. Qui, è tutto vero. Sì.